San Valentino, giorno dell'amore in tutte le sue sfaccettature, e si moltiplicano le iniziative dedicate alla vita e alla forma d'amore più grande, la dedizione verso il prossimo. Così i volontari di Vicenza for Children hanno messo in campo sagome a forma di cuore, da Piazza dei Signori a Piazza Matteotti al centro commerciale Palladio, per scattare un selfie e riflettere sul senso dell'amore, fissandolo su bigliettini che saranno poi pubblicati sui social. Da volontaria, per lei che cos'è l'amore? L'amore per me è dedicare il mio tempo libero a tutti questi bambini che hanno bisogno. Questi bigliettini che scrivono dove andranno? Verranno un po' selezionati quello che è, verranno messi poi nei social, su Facebook o su Instagram, in base poi logicamente alle varie frasi che verranno scritte. Per noi l'amore come centro commerciale è quello di poter dare spazio e visibilità ad associazioni come Vicenza for Children. Allora, l'associazione si occupa di bambini ammalati e dà un supporto anche all'ospedale e siamo riusciti a raccogliere oltre 1.200.000 euro grazie ai nostri donatori. Ma fioccano gli spunti dedicati all'amore in questo San Valentino 2023 e arriva ad Arzignano la sua celebrazione attraverso l'arte. Un cuore, Love in Arzignano, che diventa cornice per foto in uno dei punti panoramici Piazzale della Vittoria e più romantici del percorso storico turistico dell'amore. E abbiamo deciso di creare un'opera che attraverso la forma del cuore potesse anche incorniciare il castello di Arzignano, proprio per agevolare la condivisione non solo di un momento tra persone, ma anche la condivisione di un luogo magico. Vogliamo dare anche la possibilità alle famiglie che magari in passeggiata passano appunto per Castello, si fermano in questa bellissima piazza della Vittoria e con l'occasione magari vogliono immortalare il loro momento di felicità.